Abbia una componente artistica anche se uno sportivo non di poco conto. Esatto, Grazie, esatto, perché Diciamolo, che la parte più altisonante è quella da scrittore, poi c'è il motivatore, c'è l'atleta, il triatleta, posturologo, Amante della musica, è un triatleta. un triartista. Diciamo- Sei reduce, si può dire, a Reduce, un esatto, da Ironman. un Ironman fatto ad Amburgo, per i profani che non sanno che cosa sia un Ironman o full distance, quindi sono 3.800 di nuoto, 180 km di bici, 42 km di corsa. Una gara che va sicuramente preparata, che non si improvvisa. Molti dicono l'ha fatta Robert Ozorko, però si prepara comunque. Poi il fatto che Robert Ozorko arrivi tra virgolette un po' merdesimo, quella è una non si scandalizza nessuno se io arrivo tra il popolo degli ultimi. Ma io potrei arrivare ultimo anche al check-in per andare, dunque. Poi anche quello che racconto, io vado lì proprio per raccontare appunto quello che si può vincere a livello anche di paure, di emozioni, la mia patologia, l'asmatico. Il non è possibile poi è diventato invece il motto del tutto è possibile. E siccome era il 10° Ironman in 10 anni, quindi 10 anni oltretutto di galleria, dove sono stato uno dei primi ad essere oltretutto intervistato, aver avuto il piacere di raccontarmi all'interno di questo galleria progetto. Diciamo che stiamo veramente chiudendo un cerchio, ma ne apriamo un altro di altri 10 anni, perché come dico io, mettersi un obiettivo ti mantiene sano, ti mantiene vivo.